Cereal Dogs, mi stia bene attento. La Cereal Dogs arriva per decisione di Pavan e di Rabachin non per la Cereal Dogs, per fare quel capannone di raccolta di mais. Questo è quello che ci hanno raccontato in giunta. Chiaro? Io ho l'impressione invece, come lei, ho l'impressione, per quello che ho scritto di registrarmi, ho l'impressione che invece non tutta la giunta era informata delle prospettive future. Perché i fatti hanno dimostrato che invece la Cereal Dogs, quando ha scelto di spostarsi da Marghera qua, non l'ha scelto per fare il deposito di mais, l'ha scelto perché già nella testa aveva questo obiettivo. E non era noto. A un certo momento ci è venuto, l'assessore Pavana ha trattato questo argomento, gliel'ha detto il proprietario Fanin. E anziché dire, caro Fanin, qui questa roba non la fai, forse ingenuamente, ha cominciato a discutere se l'impianto doveva essere a nord, a sud, a est, a ovest del capannone, commettendo un errore gravissimo, perché doveva dire di no, subito. Chiaro? Bene, arrivo a dire. E il sindaco è sempre responsabile. Allora, vede, caro signore, io mi assumo la responsabilità morale, sempre. Dopodiché spero che i cittadini capiscono che quando uno ha la delega, non avrei bisogno di assessori. C'è un rapporto fiduciario, se uno non me la racconta faccio fatica a sapere. Dopodiché se vengono fuori, io ho la responsabilità morale, o lo caccio via, perché sono sindaco, o se no faccio un altro provvedimento. Io ho fatto un provvedimento, ho fatto un ricorso al TAR. Io le posso garantire che quel ricorso al TAR non è un ricorso qualsiasi. Le posso garantire che dai colloqui con Fanin è incazzato come una bestia, perché ha detto che lui non manda avanti la Cereal Dogs finché non finisce il percorso del ricorso al TAR, perché poi l'abbiamo anche integrato quel ricorso. E ci sono ragioni, e anche la regione comincia a preoccuparsi, perché ci sono ragioni sufficientemente forti per dire che quell'impianto non si fa se l'amministrazione comunale non vuole farlo. Chiaro? Così come c'era la Mira, anche la Mira non potevano farlo, però non l'hanno fatto. Quello che spiace è che chi invece lo vuole oggi lo sostiene. E allora la gente, io non la prendo in giro, ma qualcuno la sta prendendo in giro. La Cereal Dogs, tanto per essere chiaro fino in fondo, non è un problema di pericolosità, perché anche Mazzolada ha chiesto un impianto e abbiamo detto che non lo fa a Somara. Se trova un'altra area lo faccia. Il problema vero è che c'è la Regione Veneto che non ha ancora un piano ambientale e non è il problema di un impianto di biomasse che fa male. Il problema è quanti se ne fanno di piccoli? 100, 1000, 1, 3, 2, dove, come, perché questo è il tema che chi doveva affrontarlo non è stato capace di affrontare. Quindi non è un problema di dire sì no, ma c'era il dopo, il problema è che qui non poteva essere fatto, ma doveva già dall'origine, quando doveva, perché qualcuno sapeva, perché Fanin non veniva qua a fare quel capannone per mettere mais. E ho fatto registrare quello che sto dicendo. No. Bene, qualcuno ci deve pensare però. Ma prima della campagna elettorale, non dopo, perché dopo non mi venga a dire che non sapeva sta roba.